Allora, buongiorno a tutti, siamo qui per darvi una notizia penso importante che riguarda molti nostri concittadini. Parliamo oggi di rottamazione Quinques. Abbiamo fatto un lavoro in questi mesi importante per capire se il Comune era in condizione o meno di aderire. Ora abbiamo sentito molti interventi anche pubblici, ringraziamo tutti i tecnici e professionisti che hanno dato i loro suggerimenti, ma stavamo comunque lavorando a una soluzione e per chiarire con i nostri concittadini non abbiamo mai detto di essere contrari alla rottamazione, abbiamo sempre detto in realtà che stavamo predisponendo un lavoro serio perché innanzitutto bisognava salvaguardare gli equilibri di bilancio, lo dice la stessa norma. Anche perché dopo 5 anni di lavoro enorme che è stato fatto per riportare il Comune fuori dal dissesto e le casse e il bilancio in equilibrio, non era sicuramente suggeribile o consigliabile fare delle azioni senza essere ponderate. Quando si parla di ente, del nostro ente, si parla di tutti. Quando noi salvaguardiamo l'ente, facciamo di tutto per portarlo a livello ottimale, lo facciamo per salvaguardare tutti. Faccio solo un piccolo esempio. Quando in questi giorni vediamo il ripristino di alcune strade cittadine, lo si può fare solo se il bilancio è a posto. Quindi anche quei cittadini che magari volevano che aderissimo alla rottamazione per poterne usufruire, devono sapere che stavamo innanzitutto salvaguardando loro. Però questo lo può fare un'amministrazione che ha un senso di responsabilità. Oggi noi amministriamo e dobbiamo innanzitutto salvaguardare il Comune, al di là della facile scelta politica, perché per noi sarebbe stato più semplice dire dal principio che eravamo favorevoli alla rottamazione e che l'avremmo comunque fatta per avere un consenso politico vasto, largo. Non è questo il nostro modo di operare, siamo delle persone responsabili, ci siamo presi una responsabilità importante, la stiamo portando a compimento con risultati ottimali che poi spiegheremo dopo un lavoro enorme fatto dai nostri uffici che sanno benissimo quali sono le norme e le leggi e soprattutto la situazione delle casse. È un lavoro enorme fatto dall'assessore Amato che ci ha lavorato dal primo momento. Oggi possiamo dirvi, e questa è la notizia, che il Comune di Favara è in condizione di poter aderire alla rottamazione Quinques. Sabrina. Buongiorno a tutti. Il Sindaco nel suo intervento ha più volte fatto riferimento al senso di responsabilità. È quello che sostanzialmente ha mosso tutta l'azione dall'approvazione della legge finanziaria 2026, la legge 199, ad oggi. Una prima valutazione ci ha condotti infatti come Giunta a decidere di predisporre gli atti per una definizione agevolata per i tributi del Comune. Attività che ci ha portato ad approvare come Giunta uno schema di regolamento che sottoporremo a breve al Consiglio Comunale. Altra valutazione poi di tipo diverso, perché coinvolge i carichi trasferiti ad ADER per la riscossione, riguarda l'adesione alla rottamazione Quinques, che sicuramente è quella più impegnativa in termini economici. Vi dico soltanto che, come previsto dalla stessa legge finanziaria, la rottamazione Quinques coinvolge tutti i carichi che vanno dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, comportando uno stralcio e quindi una cancellazione dal bilancio delle somme iscritte per interessi e sanzioni relativamente agli anni di cui parlavo prima. Quindi è impegnativo anche in termini economici. Per cui, se è vero che l'adesione alla rottamazione Quinques non comporta, a differenza dell'altra che abbiamo prima esitato positivamente con la definizione agevolata per i debiti dell'ente, nei confronti dell'ente, non comporta una preventiva verifica degli effetti finanziari sul bilancio, è anche vero che il senso di responsabilità a cui prima faceva affidamento il Sindaco ci porta a motivare come amministrazione l'atto di adesione che dovremo poi
portare al Ministero in termini di effetti finanziari che la rottamazione andrà a determinare. Stiamo parlando di somme pari quasi a 4 milioni di euro. Sì, è vero, la scarsa propensione purtroppo, non stiamo qui a sindacare quali possono essere state le motivazioni che hanno indotto i contribuenti a non fare il proprio dovere. Per molti è sicuramente una condizione giustificabile e noi siamo qui per sostenerli e per dare la possibilità loro di mettersi in pari e quindi di non disaffezionarsi al pagamento puntuale comunque di quelli che sono i tributi che permettono a un ente di funzionare e di garantire dei servizi di qualità. Non dimentichiamo mai questo aspetto che è attraverso le entrate proprie dei comuni che gli stessi possono garantire dei servizi di qualità.